benvenuti a questa puntata speciale di Lo Sapevo, dove andremo a ripercorrere le tappe della Proloco vincitrice di questa quinta edizione, la Proloco di Attimis. Allora cominciamo subito e andiamo a vedere la prima sfida, quando la squadra capitanata da Marco è riuscita a battere la Proloco di Cividale del Friuli. Sfida questa sera due Proloco che già sono state protagoniste di questa trasmissione. Partiamo dalla Proloco di Cividale del Friuli con Elisabetta, capitana, tutte donne, bentornate. Grazie. E la Proloco di Attimis, capitanata da Marco, bentornati. Non poteva mancare il nostro filologico di fiducia e questa sera in particolare abbiamo il direttore della Società Filologica Friulana, Feliciano Medeot. Buonasera. Anche perché questa è una settimana importante, la settimana delle culture furlane, domenica. Assolutamente, dal 19 fino al 20 di ottobre passa 60 eventi, dove in presenza manca le novità di chi stanno online e questi eventi possono essere seguiti direttamente dal sito www.settimane.it. Ma Feliciano ha preparato naturalmente diversi, il friulano, alcune domande, insomma vedrete che ce ne sono di novità questa sera, ma i nostri telespettatori invece saranno pronti per darvi una mano con i 3 domandoni e quindi chiamando al telefono. Ma martedì 20 ottobre si disputerà la tappa del Giro d'Italia Udine-San Daniele, che passerà peraltro anche per Cividale e Attimis. Quanto è lunga? 123 km, 292, 922, 229. Ed è proprio 229, bravi! Voi proprio, anche se passa a Cividale, i chilometri non li avete registrati? No, è stato più veloce. È stato più veloce lui, sto giro è stato più veloce lui. Allora, vediamo com'è la situazione ora del punteggio. Credo che Cividale sia sempre in vantaggio, 12 punti, Attimis 7, ma c'è un primo domandone. Come sempre partiamo con la voce misteriosa e poi con i proverbi in friulano. Allora li sentiamo la voce misteriosa e poi lanceremo la pubblicità e i nostri telespettatori si prenoteranno. E quindi la scelta della busta spetta a Cividale del Friuli, quindi siamo pronti per la sigletta dedicata al gioco in friulano. No. Allora scegli la busta. Cosa dite? Cosa dite? 2. 2. Tu preferiresti dall'italiano al friulano? Ma le ha fatte lui? È indifferente allora? No, le ha fatte Claudio Romanzin, dobbiamo dire la verità, che salutiamo e ci sarà prossimamente. No, perché Feliciano le fa difficili sia in un senso che nell'altro, quindi... Non sei mica triste. No, preciso. Quindi dal friulano all'italiano cosa preferiresti? Ma di solito dal friulano all'italiano, però... Infatti dal friulano all'italiano hai scelto. Questa sera le parole sono dedicate alla frutta. Al mondo della frutta. Quindi io le dico in friulano, 1 minuto di tempo, se siamo pronti partiamo. E tu in italiano? Sì. Poi se pirucci, Pera. miluc, Mela. angurie, Anguria. melon, Melone. nole, Noce. piruc, Pera. miluc, Mela. angurie, Anguria. melon, Melone. nole, Nocciolo. cocule, Noce. piersul, Pesca. armelin, Albicocca. baracocul, Pescanoce. pome, Melograno. piruc, Pera. miluc, scusa. Mela. Anguria, melon, Melone. nole, Nocciola. cocule, Noce. piersul o persul, Pescanoce. armelin, Albicocca. a piersul e pesca. Scusa. Dobbiamo tornare indietro, piruc, Pera. miluc, Mela. anguria, melon, Melone. nole, Nocciola. tempo scaduto. Noce. Pome è frutto. Frutto. In generale.
Non era mica triste. No. Solo che lei ha detto mela perché ti viene da dire anche così. 9 su 10, dai, non male. No. Non male. Ben petata. Adesso invece a voi tocca dall'italiano al friulano, quindi io vi dirò frutta in italiano, tipologia di frutta in italiano e voi in friulano. 1 minuto di tempo, se sbagliate si riparte. Pronti? Con la prima parola ananas, Ananas. banana, Banane. arancia, Narante. ciliegia, Chiariese. uva, Ue. mora, More. ribes, Ribes. fragola, Fraule. lampone, Lampon. ananas, Ananas. banana, Banane. arancia, Narante. ciliegia, Chiariese. uva, Ue. mora, More. Ribes. Fragola. Fraule. lampone, Frambo. mirtillo, mirtillo, Mirtillo. no, ananas, Ananas. Banana. Banane. Narante. Chiariese. Uva. Ue. More. Mora. Ribes. tempo Fraule. scaduto, mirtillo si dice Cernicole. cernicule o Cernicule. cirnicule? Cirnicule. Su sei. Frambule o frambule. frambue? Le fraule, anche Lampone. triscule. Fresco, sì. 9 su Triscole, 10, triscole. anche voi? Bene, dai. Promossi, dai, 9 su 10 non è male, eh? Guai se sbagliavo il lampone. Lampone, se sbagliavi il lampone... Dimissioni ero immediate. terrorizzata. Ero preoccupata della nespola, ho detto se mi chiede la nespola, non so come si dice. Poi ben Ho coraggio, avuto un dai. vuoto di memoria, mi è venuto la nespola, ho detto l'incubo della nespola. Vediamo com'è la come situazione, poi chiedo anche alla regia se ci sono telefonate per il domandone e vediamo com'è. 2 telefonate, va bene, poi vediamo com'è la situazione dopo il gioco in friulano, eccolo qua, 43 punti Attimis e 41 Cividale. Siamo in una situazione di parità ma con un domandone e quindi un telespettatore in linea, pronto con chi parliamo? Pronto? Pronto con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, sono Enrico, Enrico da dove chiama? da Sesto a Reghena. Sesto a Reghena, bene. Allora, subito le chiedo a chi vuole regalare 10 punti se le dovesse dare la risposta esatta. Alla quota rosa, per cui all'attività. A Cividale, vede. Enrico ha visto giusto da questa parte. Enrico, provi però a dare la risposta, vediamo se riesce a dare quella giusta. Allora, potrebbe essere chi crede di essere più intelligente di tutti, in realtà è il più fesso o più scemo. Rimpinassi. Rimpinassi, qua è un problema. Vabbè. No, non per lei, per me, perché noi siamo in una situazione di parità. Grazie per aver chiamato. Grazie. A questo punto o chiediamo la soluzione alle Proloco oppure mandiamo il prossimo domandone. Come ce la gestiamo questa puntata? Chiedo alla nostra prestigiosa regia. Abbiamo un domandone. A questo punto o mando il domandone e diamo la possibilità di rispondere. Le facciamo rispondere al Proloco. Come si prenotano? Per alzata di mano, proprio classica alzata di mano. Fericiano fa da giudice, quindi... Così tu mi dici, così dopo le senti io. Bene, ringrazio Pierangelo Buttazzoni in regia. Lanciamo, guardate bene allora il proverbio che abbiamo, quindi non per i nostri telespettatori, ma per le nostre Proloco. Lo lanciamo subito. Un'ora di Surelli e... come leggilo tu? E suio di gnodi bloie. Il significato, Attimis. Ah sì. Un'ora di Sorelli. Allora, una cosa bella
non fa passare tante cose brutte. Diciamo di sì, dai. Quando si sta bene si dismette di indurci i malans che si ha. E quindi vince la Prolocco di Attimis, 10 punti. A questo punto, questa puntata è andata così, Elisabetta. Vediamo la grafica finale di questa puntata. Difficile perché i telespettatori hanno chiamato in tanti. Io ringrazio tutti quelli che telefonano per noi, ma non ce l'hanno fatta a dare la risposta esatta. Il domandone comunque è stato decisivo per la puntata di questa sera. Cividale 59, quindi Attimis 69 va avanti nella seconda fase di Lo Sapevo. Complimenti comunque anche alla Prolocco di Cividale, che è rimasta in gioco fino alla fine. Bentornati a Lo Sapevo, abbiamo visto la prima vittoria di Attimis in questo percorso, nella quinta edizione di Lo Sapevo. Nella seconda fase la squadra capitanata da Marco è riuscita a battere anche la Prolocco di Colloredo di Montalbano. Vediamo. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lo Sapevo, il nostro quiz con le Prolocco della regione, sempre in collegamento via Skype, ma qui in studio c'è la nostra Serena Fogolini. Eccola qua, Mandi. Buonasera, ben chattato a tutti gli ascoltatori che cavio della trasmissione. Componente della Società Filologica Friulana, lei ci aiuterà come sempre nel gioco in friulano, ma anche insomma, starà attenta nella pronuncia sia mia e sia delle Prolocco, dei nostri ragazzi che ci collegheremo tra poco, ma subito. Buonasera. Buonasera. Marco, sei anche tu un ragazzo, anche se hai tentennato nel saluto e ha salutato per prima Carlo, per me sei sempre un ragazzo, ricordati. Grazie, grazie, anche tu una ragazzina. Une fantacine, no? Une fruttine, però mi piaceva fantacine di più. Fantacine. Giusto? Bene ragazzi, siete pronti con le vostre pulsantiere da casa? Carlo lo vedete nella sua biblioteca personale, quindi ha studiato tutto per questa sera. E invece il nostro Marco è in salone, giusto? Nel salone di casa. Bene. Carlo, che cosa hai studiato in particolare questa sera? A me piace molto come argomenti la storia e la cultura del Friuli. Ah, quindi dovresti essere preparatissimo su questi due argomenti. Speriamo. Invece il punto forte di Marco è l'enogastronomia, visto che loro portano sempre torte a base di fragole e lamponi, giusto? Giustissimo, giustissimo. Giusto. Poi si vede anche dalla linea. Poi parleremo un po' delle vostre Prolocco, se ci sono iniziative, se avete... ma il bianco allarga in televisione, sai? Sì, sì, ti ho sempre detto di mettere qualcosa di nero, infatti hai messo il golfino, bravo. Eccolo qua, il nostro nuovo quiz. Che cos'è e come si dice in friulano? Quindi voi andrete a vedere, eccola qua, la nostra fotografia che compare in versione puzzle. Dovete scoprire che cos'è e quindi schiacciare la A, la B, la C e poi dircelo però in friulano. È corretto, è la pialla. Però i punti verranno assegnati se poi ci dice come si dice in friulano pialla. Concentrazione ad Attimis. Plane. Quasi. Ma cosa ha detto? Ripeti? A me mi manciava un ad denaro. Plane. Plane. La splane, peraltro alla dite, cioè prima che venisse fuori tutta la figura, non ce l'ha indovinato proprio a colp, splane, che l'avesse doprata di mistero quasi. Sì, è un'impresa che si dopre per splanare il lane, i breons e i podin dai i pons. La 1 o la 2? Proviamo la 2. La 2. Che cosa preferiresti? Eccola qua, la 2. Che cosa preferiresti?
Dall'italiano friulano? Forse friulano italiano. Fortunatissimo perché hai scelto dal friulano all'italiano. Bene. Bene. Quindi hai 1 minuto di tempo, io te le dirò in friulano con l'aiuto di Serena se dovessi sbagliare la pronuncia e tu in italiano, ok? Mi senti? Sei connesso? Sì, sì. Sei bene, ok. Sì, sì. 1 minuto di tempo, partiamo. Cragne. Sporco. Sì, va bene. Savon. Sapone. Bufulis. Puoi ripetere? Bufulis. Bufulis. Le bolle. Lavador. Metteteglielo anche in grafica così vede. Lavador. Le vedi anche in grafica, eh? Il lavandino, ma no. Cragne. Sporco. Savon. Sapone. Bufulis. Bolle. Lavador. Lavador. Non mi va in su che Non posso darti suggerimenti io. Lavador. Lavador. Il lavatoio. Bravo. Suyeman. Asciugamano. Tempo scaduto. Ne hai 5 su 10. Poi c'era il Disgotteplatz, giusto? Sì. Scolapiatti, Netefrucions, aspirabriciole, Sborfador, annaffiatoio, Sì. poi Lissie, o Lissie? Lissie, dal Pordenone si può sentire Lissie, perché Ok, le liscivi che è il appartengono. bucato, e massarie, le stoviglie, piatti, masserizia. Quindi queste erano le 10 parole, Coloredo ne ha conquistate 5, diciamo, quindi ha conquistato 5 punti. Non male, dai. Sì, dicono che sono parole che forse tu ne femmine più avresti facile. indovinate di più o se no altre più usate, ma noi vogliamo dimostrare che non c'è siamo conoscenze di queste robe. E dunque, sì, come io di natimis, siamo cassicciate. Ma io le dirò in italiano, caro Marco, e tu in friulano, ok? Sì. Bene. Pronto allora con il minuto? Un attimo, mi dicono dalla regia che devono predisporre la grafica e poi saremo pronti per partire con la prima parola che è pulire. Metà. Canovaccio. Canovaccio. Non lo usi mai evidentemente, quindi non lo chiami in friulano. Invece io lo chiamo spesso in friulano. Come? Cannavaccio. È corretto, Serena? Che lo ripeti, che non lo vinci. Ripetilo meglio. Cannavaccio. Sì, Sì. la Guanti, guanti. Guanti. Molletta. Molletta. Chio. Cosa ha detto? Sì, picchiò. Ok. Secchio. Seglò. Lavatrice. Patrizia. Cosa ha detto? Lavatrice? No. Torna attacca. No. Pulire, partiamo con pulire. Ah. Canovaccio. Cannavacce. Niente. È tempo scaduto. Sei caduto sulla lavatrice. Perché si vede che la usi pochissimo? No, la faccio sempre io. Ah sì, la fai sempre Bello. tu? Bravo. Sì, Allora, ti darei un punto solo per quello, guarda. Lavatrice è macchine di lavà o lave blanciarie? Sì, un po' lavoro dalla formazione inglese, no? Washing machine, la formazione anche per Furlan compagnia. Ah, ok. Poi c'è spazzolone, spaccedon, Spacetton o bruschinon. patumiera, scovacere, io dico sempre scovacere, non mi viene mai in mente in italiano, pensa. Io dico- Immondizia, scovace, e la stende biancheria tinde. Questa è difficilissima, l'ultima. Anche tu comunque 5 su 10.
Quindi gli uomini Parità. diciamo che sono così sul Pariù, tema. si arrivi a mali stenti alla sufficienza. Ecco, adesso andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata e quindi chi tornerà per la semifinale contro Dignano che si terrà l'8 gennaio. Vediamo. Colloredo 41, Attimis vince la puntata con quanti punti? 81. Bravo Marco, complimenti per questo risultato. Vi giocherete la semifinale con Dignano l'8 di gennaio, vedremo se sempre via Skype o in presenza in studio. Io ringrazio tantissimo Carlo e tutta la Proloco di Colloredo di Montalbano per aver partecipato, per essere sempre presenti nelle tutte le edizioni di Lo Sapevo, e complimenti a tutte le Proloco per ciò che fate, ma soprattutto a voi che siete sempre così disponibili, sia Colloredo che Attimis, a partecipare. Giunta in finale, anche naturalmente in semifinale, la Proloco di Attimis in una prima fase è riuscita a battere la Proloco di Dignano, erano i campioni in carica. Dignano tra l'altro è una Proloco che ha vinto sia nella prima edizione e nella terza edizione di Lo Sapevo. Poi in finale invece la Proloco di Attimis è riuscita a battere Buia, Proloco che è stata ripescata in questa quinta edizione di Lo Sapevo. Riviviamo il tutto in questa clip. Prima puntata del 2021 e la prima semifinale di questa edizione del quiz di Telefriuli Lo Sapevo, le Proloco che si sfidano ogni venerdì. Questa sera si sfidano due Proloco via Skype, ma prima vi presento Serena Fogolini della Società Filologica Friulana. Mandi Alexis, buonasera a tutti spettatori. Pronta per il nostro gioco in friulano, per anche commentare alcuni quiz, alcune domande che abbiamo preparato per questa sera, ma chissà se saranno pronte le nostre Proloco. Ci colleghiamo con Marco per la Proloco di Attimis e Massimo per la Proloco di Dignano. Eccoli qua pronti in primo piano. Ciao ragazzi. Ci siamo. Ciao. Più entusiasmo però, vabbè che dopo le feste adesso siete riposati, avete mangiato, bevuto, il panettons, no? Panettons da digerire. Però vi sarete preparati, è la prima semifinale, quindi è una bella sfida tra Attimis e Dignano. Sì. Voi non vi siete mai sfidati come Proloco, non vi siete mai incontrati in sfida? No. Penso di no, io non ricordo, tanto di no. No. Ve lo dico io. Dignano ha vinto 2 edizioni, caro Marco, quindi loro sono ormai i campionissimi. Infatti vedi che hanno anche le cuffie da professionisti, no? Dei veri quiz. Però è stata una bella stagione anche quella della Proloco di Attimis. Marco via Skype ha sempre dato il meglio di sé, anche in studio, ma via Skype ancora di più, forse è ancora più concentrato da casa. In friulano che è sglicia. 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 Sghiacciare. Sglicia. Sglicia, no sglaccia, sglicia. Sglicia. Con la I. Vedi il taglietto. Le sgliciate, non c'è il tagliù. Quindi gli ha dato anche un supporto, un aiuto. Sglicia. Non è mai stata sglicia. Schiacciare. Premere. A Ponteibe. No. Sglicia. Sglicia. Ti sta dando una mano, Serena, Scivolare. Sì. Pattinare. Tombolon. Caduta. No, tombolon. Se Serena mi dice così. Ribaltone. Mior. Sì, dai, sì, ruzzolone, scivolone, capitombolo, va bene, dai. E niente, dobbiamo fermarci qua perché un minuto è passato, caro il mio Massimo. Sono fermato su sglicia.
sei stato più veloce a bere mezzo taglietto in pubblicità che qua a dare la prima risposta. Allora, abbiamo detto sglicia era pattinare o scivolare, tombolon capitombolo. Poi c'era talpadis, le orme. Orme, giusto? Le orme, sì. Poi viglie, Che è la vigilia, fogaron, falò, stue, stufa, falischie, Falischie. favilla, bore, le braccia, chialin, Il chialin. la caligine, questa era Fuligine, difficile anche, e strolega, che è presagire, profetare, prevedere. Non era semplice, vero? Quindi 2 punti, dai, 2 punti su 10 per Massimo. Adesso tocca a Marco. Io le dirò in italiano le parole e tu in friulano. Anche tu 1 minuto di tempo. Anche queste sono parole legate al periodo, come dire, natalizio, le festività, l'inverno. Ecco. 1 minuto, possiamo partire, se la regia mi dà l'ok, con la prima parola. Bue. Bue. Asinello. Mos. Aspetta, ma l'hai detto bue, scusate. No, Bue, io l'ho sentito. Però ripeti bue. Bue. No, bue in friulano. Manci. No, bue. Io prima avevo sentito qualcosa e pensavo avesse dato la risposta esatta. Cosa hai detto? Ripeti? Perché forse è corretto. No. Cosa hai detto? Nel mare, non sai. No, bue. L'avevo sentito, mi sembra. Manci. No, quello No. è il manzo. Quello è il manto. Bue. Non sai. E dis bo allora, qual è il bo? Nel po'. Però non la possiamo dare per buona. Perché io avevo sentito bo. Avevo sentito bo e credevo avesse dato la risposta esatta. Era bo, asinello, mussut, mangiatoia, grepie o E la grepie o mangiadorie, se proprio mangiadorie, volendilu. abete, Pesce o pec, dane o anciavedin. auguri, auguris, Esatto, perché sono tanti che dicono augurs, sì. ma augurs non è auguri, è auguris, auguri. Ah, ok. Così tieni adamant, brina, che è la zulugna o la bruse, ghiaccio, glace, pattino, chi vin pattin o anche glacino, fier par sglicia, e tornina alla paraula di prime, e valanga lavine, e tormenta è la nevere, perché la tormenta è dome di neve, e quindi nevere. quindi 0 punti per Attimis per il nostro gioco in friulano, 2 per Massimo. Questa sera la nostra Serena Credevi di fare parole facili, mi ha messo in difficoltà, Sin la smal. non avevi studiato No, di palifiesti. Non sappiamo chi ha vinto, almeno io non ricordo il punteggio. Serena, nemmeno tu? Cioè, Ma qua- hai un'idea? Un'idea, tu hai È giusto un'idea così, come Viodin. tornina a Viodi. Intanto si è alzato Massimo, così adesso, Come mai? Non si sa. Per l'onore delle armi. Ma no, adesso vediamo. Vediamo chi ha vinto questa semifinale e chi andrà in finale. Speriamo in finale di essere naturalmente in presenza qui in studio e di riuscire, sempre distanziati, ma magari a rimanere in studio per la finale. Dignano 39 punti, vince, va in finale la Proloco di Attimis con 64 punti. Complimenti a Marco, ti faccio io l'applauso, e anche Serena. Grazie. Perché sei partito piano piano, Massimo ha fatto lo spavaldo da subito e poi è andata così, Massimo? Ma sta bravo, dai. Ma voi avete già 2 coppe, Molto- avete già 2 bravo, coppe in casa. Molto bravo per Massimo. Hanno vinto 2 edizioni, quindi voglio dire, è giusto dare spazio anche a altri. Che dici, Massimo? Sì, è stato bravo Marco, è stato veloce, bravo, complimenti, dai. Sì, non è Gli auguro di vincere la convintissimo. finale, ovviamente. Bene, bene. Bravo Massimo. Marco,
Dimmi. È un onore aver battuto i campioni. Eh sì, bravo. Ma sai cos'è? Anche quella tua camicetta ti porta bene, perché la metti sempre. Per la prima volta Sì. col maglione, perché di solito è sempre la camicetta bianca. Buonasera e benvenuti alla finale di Lo Sapevo. Qui in studio subito saluto Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana. Mandi? Buonasera, Duc. Tutto bene? Preparato? Noi in ordine. Per la finale. Noi siamo qui in studio, io e Feliciano, con la coppa e anche la targhetta per la seconda classificata a una finale che vede in sfida le Proloco di Attimis e Buia. Quindi mi collego subito via Skype con Marco per la Proloco di Attimis e con François per la Proloco di Buia. Buonasera ragazzi. Buonasera. Come state? Ben. Tutto bene? Bene, molto bene. Dai. Molto bene. Io vi faccio i complimenti perché è per voi la prima volta che andate in finale e i complimenti vanno in particolare alla Proloco di Buia perché per loro c'è stato un percorso particolare. Intanto è la prima volta che partecipano al quiz, poi sono usciti subito e sono stati ripescati e hanno vinto poi le fasi successive e sono arrivati in finale, quindi complimenti alla Proloco di Buia, complimenti anche a Attimis invece che le ha giocate tutte e ha battuto tutti, quindi bravo anche a te Marco. Sì, un po' di fortuna anche. E tra Io l'altro brindo alle Proloco. è arrivato il momento del gioco in friulano, quindi a te François la possibilità di scegliere la busta perché al momento siete voi in svantaggio 15 punti, mentre Attimis è a 31. Che busta scegli? La 2. La 2, eccola qua. Sì. Che cosa preferiresti, dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal friulano all'italiano. Sei fortunato perché hai proprio scelto dal furlan al italiano, furlano italiano. Quindi in un minuto di tempo io le dirò in friulano e tu in italiano, ok? Ok. Partiamo col minuto. Partiamo con la prima parola, coton, Cotone. lin, Lino. canaipe, Canapa. stope, Toppa. tacon, Toppa. tapon, tapon, Toppa. tapon, c'è l'altra, tapon, Ah, tappo. coni, Cuneo. stomi, stomi, Stomaco. strisce, Striscia. rondele. Rotella. Bravissimo, 10 su 10, complimenti, ti faccio io l'applauso. Bravo, in meno di un minuto 10 parole, ma hai avuto degli aiuti? Allora, non si sentiva male un po'. quindi Si ho sentiva stentato a male, però sentire. sei stato bravo e pensavo ci fosse qualcuno lì che ti avesse dato una mano, invece no. Tu hai No, fatto... è che aspettavo che venisse fuori la grafica Ah, sul ok, video. ok, beh, bene, dai, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Il nostro Marco, che propone altri piatti della casa e per chi ha dieta a casa è insomma, vedere tutti questi piatti, perché noi durante la pubblicità abbiamo visto una torta girare lì a casa di Marco, una torta a base di, eccola qua, fragole, ma anche lampone. Fragole e lampone, che deve essere buonissima quella lì, Deve essere Sempre proprio... Marta somiarqui, dai. Vabbè, tu lascia qualcosina, no? Per Sì, quando prego. arrivo io Sì, con la metto da coppa parte. o con la targhetta, adesso vediamo come va la finale. Ecco, anche voi a Buia preparate qualcosa per par condicio, no scherzo. Andiamo avanti e andiamo a collegarci con Marco, perché tocca a te adesso, dall'italiano al friulano.
Io le dirò in italiano, tu in friulano, in 1 minuto di tempo. Partiamo col minuto. Tirare. Tirare. Spingere. Sburtare. Accendere. Impiare. Spegnere. Studiare. Rompere. Rompi. Riparare. Come dare. Vedere. Chialà. Accecare. Sguarbà. Fare l'occhiolino. Cimia. Coccolare. Coccolare. Guarda Feliciano, non ti viene voglia di coccolarlo? Figotà. Bravo, vedi che vedendo Feliciano l'ha detta giusta. No, mi inquieta che mi va di Viodimi e mi ci vendi figotà. Ma perché eri inquadrato e infatti è stato ispirato dalla tua comparsa, no? Sì, come il bambinut. Vabbè, d'accordo. Buonasera ai telespettatori, siamo arrivati anche quest'anno alla finale della 5ª edizione dello Sapevo, 14 pro loco che hanno partecipato, 2 che sono arrivati a questa finalissima, Buia e Attimis. Buia è la prima volta che partecipa ed è stata anche ripescata, mi fa piacere che sia arrivata in finale, come pure Attimis, 2 realtà molto ben strutturate, quindi l'augurio è che vinca il migliore. Finalissima, un grazie prima di tutto a Telefriuli, a Alexis, alla regia e ai tecnici, ma un grazie anche alla Filologica che fin dalla prima edizione è stata nostra compagna di viaggio. Quest'anno si è aggiunta anche Promoturismo, quindi un grazie anche a loro per tutte le domande sull'enogastronomia, una trasmissione che ogni anno è cresciuta fino ad arrivare a questa edizione. Quindi grazie alle Proloco, grazie ai messaggi che avete portato in questo anno complicato, difficile, comunque noi eravamo presenti sempre sul territorio anche in questi momenti per tenere vive le nostre comunità. Grazie a tutti, arrivederci a una prossima edizione per cui noi siamo disponibili. E grazie davvero a Walter Pezzarini e a tutte le Proloco che hanno partecipato anche a questa 5ª edizione. E grazie alla Società Filologica Friulana e al nostro direttore presente qui e grazie ai nostri 3 filologici che quest'anno hanno partecipato. Grazie naturalmente a Enrico, a Radivo, il nostro Ciarniel di Assalto, alla Serena Fogolini e al Celso Agnul, new entry di Chistan, e naturalmente al vecchio saggio, al vecchio venerando, Claudio Romanzin, che naturalmente nos dà sempre questo sapore, naturalmente a Sanchez de Nomandis. Per quanto riguarda i noatis de filologiche, naturalmente il 2020 si è con tante iniziative e invito un po' duce ascoltate le Friuli dei prossimi giornali perché sempre alte pignate in via Manin e proprio stiamo ben avere diverse robe interessanti di fare e di condividere con voi. Grazie al direttore Feliciano Medeotti della Società Filologica Friulana. Noi siamo pronti per conoscere il vincitore di questa 5ª edizione. Io chiedo a Marco di mettere bene il microfonino perché altrimenti non riusciamo a sentirti, anche tu François, bene, perché altrimenti abbiamo fatto un po' di difficoltà a sentirvi in questi ultimi momenti. Allora, vediamo in grafica chi ha vinto questa 5ª edizione. Chi porterà a casa, io porterò la coppa o Attimis su Buia per questa edizione e porterò la targhetta anche alla 2ª classificata. In settimana vi raggiungerò. Buia è 2º posto, quindi Attimis vince la 5ª edizione di Lo Sapevo con 69 punti. Complimenti a Marco, con tutti i suoi dolci, hai vinto! Grazie! Tu puoi festeggiare a casa con i dolci almeno. Di mangiare e da bere anche, ma complimenti a Buia che quest'anno ha partecipato, sono stati ripescati, sono arrivati secondi, quindi complimenti anche a te François. Verrò a trovarti per portarti la targhetta in settimana. Saluta anche la Presidente della Proloco e io faccio i complimenti a Marco
E a sto punto preparaci un po' di prelibatezze, perché in settimana io ti raggiungo con la coppa, caro Marco. Bentornati a Lo Sapevo, riviviamo la premiazione, siamo andati in settimana proprio a portare, a consegnare la coppa al capitano di Attimis, della Proloco di Attimis, proprio nel suo comune, in particolare in un castello, vediamo. Che bel castello Marcondi rondi rondello, che bel castello Marcondi rondi ronda, oh che bel castello Marcondi rondi rondello, che bel castello Marcondi rondi ronda. In diretta al castello di Partistagno nel comune di Attimis, una splendida location per premiare la Proloco che ha vinto la 5ª edizione di Lo Sapevo, la Proloco Alta Valmalina Attimis. Ci ha raggiunto per l'occasione anche il direttore della Società Filologica Friulana Feliciano Medeot, pronto per consegnare ufficialmente la coppa al presidente della Proloco Marco Cobessi. Eccolo qua! La coppa alla Proloco vincitrice di questa edizione, che per l'occasione ha preparato i prodotti proprio della loro sagra. Marco, una soddisfazione? È un bellissimo momento, a parte tutta la pandemia, tutte queste storie, perché le nostre Proloco non possono fare attività, però almeno qualcosa siamo riusciti a prendere, a vincere. Questo lo dedico a tutta la Proloco, a tutti i volontari che ci aiutano e sono sempre attivi. Un saluto alle 2 altre Proloco che sono sempre con noi, la Proloco Amici di Porzus e la Proloco Subit. Bravi. Davvero bravi, perché avete comunque voluto presentare i vostri prodotti oggi qui in questa splendida location, i prodotti legati ai frutti della vostra sagra. Sì, questa è una piccola selezione dei prodotti che troverete insomma alla Sagra delle Fragole dei Lamponi, che solitamente è a giugno, fine giugno, inizi di luglio. Speriamo di poterla fare quest'anno e qui si possono vedere il risotto, che è il piatto, diciamo, per eccellenza nostro, lo facciamo espresso alla Sagra con le fragole. E poi abbiamo la torta alle fragole lamponi, alla crostata alle fragole lamponi, il drink al lampone, che è molto, molto ricercato, e poi ce n'è altri 40, quindi diciamo abbiamo molta scelta qui nella Sagra delle Fragole dei Lamponi ad Attimis. Davvero complimenti, voi siete riusciti a organizzare diverse cose online quest'anno, no? La sagra in realtà non siete riusciti a realizzarla, ma ci ha raggiunto anche il sindaco Sandro Rocco. Con lei volevamo innanzitutto complimentarsi con lei, perché questa è una location bellissima. Al momento il castello non è visitabile, ma generalmente qui si possono realizzare delle visite guidate con le scolaresche e anche eventi privati. Certamente il castello è aperto da marzo ad ottobre e quindi si presta a tutte queste attività che sono poi coordinate dal Museo Archeologico, dalla ditta che gestisce il Museo Archeologico di Attimis, che è ugualmente aperto nel fine settimana nello stesso periodo. In questo comune ci sono più Proloco, però la Proloco Alta Valmarina di Attimis ha raggiunto questo risultato. Un plauso a loro, ma a tutti i volontari che naturalmente sono attivi nel territorio. Certamente dobbiamo fare i complimenti al presidente Marco Cobessi, ma a tutta la squadra che l'ha accompagnato in questa avventura, e anche perché anche l'anno scorso avevano raggiunto anche un certo traguardo, che era quello dei quarti di finale, quindi veramente complimenti a loro, complimenti per questa prestazione, ma in generale a tutte le Proloco, a tutte le associazioni per l'attività che portano avanti nel nostro territorio. Sono numerose e l'amministrazione comunale non potrebbe certamente privarsi della loro attività, del loro impegno per valorizzare le nostre peculiarità.
Infatti Sindaco, è stato un anno difficile anche per le associazioni questo, diverse iniziative sono state bloccate, ci auguriamo che anche questa giornata possa portare bene per la Proloquio di Atimis e anche per le altre, per tutte le iniziative che organizzano e il Comune naturalmente sostiene. Ma certamente, speriamo che questo sia di augurio a che si possano aprire tutte quelle iniziative, tutte quelle attività che normalmente nel nostro territorio, ma più in generale nel territorio italiano, se non mondiale, vengono svolte. Quindi ci auguriamo che questa sia proprio un preludio per una stagione di grandi soddisfazioni per tutte le associazioni. Grazie al Sindaco, complimenti alla Proloquio di Atimis, grazie a Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana, che ci ha raggiunto per questa occasione e per gustare i prodotti proposti dalla Proloquio. Ed ora la consegna della targhetta alla seconda classificata, la Proloquio di Buia. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Mi trovo proprio fuori dalla sede del municipio di Buia assieme al sindaco Stefano Bergagna e François, che è il capitano della Proloquio, e la presidente della Proloquio Annalisa Balandini. Ecco, il sindaco consegna ufficialmente la targa del secondo classificato di questa quinta edizione dello Sapevo a François, che è il capitano, che ha giocato anche tramite Skype, insomma è andata bene. Ce l'hai fatta, però insomma attimi sono stati fortissimi nell'ultima puntata. No, erano troppo forti. Comunque volevo ringraziare tutta la mia squadra, nelle persone di Jessica, Stefano e Davide, per il supporto. Volevo ringraziare soprattutto il direttivo della Probuia, che ci ha spronati e ha creduto tanto in noi. Quindi quest'anno è andato oltre le nostre aspettative, siamo molto felici di ciò. Anche perché avete fatto un grande lavoro nel ripescaggio, adesso siete arrivati secondi, quindi è stata anche una sorpresa per voi. Questa la terrete in sede per ricordo e magari chissà, il prossimo anno poi in studio potrebbe andare meglio. Esatto, questa intanto la mettiamo in sede, poi l'anno prossimo sarà un onore tornare a partecipare al vostro programma. Comunque è una soddisfazione in un anno difficile anche per voi, per l'iniziativa. Certo, allora innanzitutto benvenuti a Buia e chiaramente l'ultima volta che ci eravamo visti proprio qua era l'anno scorso alla presentazione della sfilata di Carnevale, Notte Bugia. È passato un anno, il 15 febbraio, purtroppo un anno difficile, molto difficile, e però siamo riusciti come Proloquio a fare lo stesso delle iniziative a livello culturale, come la realizzazione di una bella mostra di uno scultore arteniese, Giovanni Patat, nel Museo della Medaglia in Monte di Buia. E a Natale siamo riusciti a organizzare con degli artisti buiesi e la sinergia dei commercianti una mostra artistica proprio qua nel centro cittadino. Quindi diciamo che siamo stati presenti lo stesso sulla comunità, chiaramente non con le solite nostre feste sagre e la nostra specialità del toro, ma abbiamo cercato di dare lo stesso un po' di colore a questo paese, mantenendo vivi insomma i colori e le tradizioni. Sindaco, la Proloquio ha voluto valorizzare il suo territorio anche attraverso la partecipazione del quiz. Sappiamo quanto sia importante il gioco naturalmente, ma soprattutto i volontari che sono sempre vicini al territorio. Sì, a Buia è molto ricca di associazioni, un plauso particolare alla Pro Buia perché l'associazione principe è la più presente in questo genere di iniziative, però ci sono tante altre associazioni. E vorrei anche fare un plauso a Telefriuli perché con le sue trasmissioni porta i paesi, i territori, chiamiamo anche i campanili, diciamo nelle case di tutta la regione, fa conoscere anche un po' le tradizioni, le realtà locali. E questo quindi è un grazie se siamo qui anche a voi perché il premio è vostro, no? Che date alla Pro Buia, e quindi è un motivo di soddisfazione sicuramente per tutta la comunità. Vi aspettiamo a primavera quando faremo nuovamente la festa di primavera, dove sapete che c'è la tradizione del toro allo spiedo, quello e quell'altro, e quindi speriamo di ripartire, di uscire finalmente da questa epidemia e ripartire alla grande e dimenticarcela.
Ed ora è arrivato il momento di salutarci, ma prima vi racconto una novità. Ritorneremo in onda la prossima settimana con una nuova edizione, l'edizione di Lo Sapevo i campioni, ovvero ritornano in gara le Proloco che hanno vinto le 5 edizioni. La prima edizione è stata vinta da Dignano, Proloco che ha vinto anche la terza edizione, la seconda invece è stata vinta da Butrio, poi Maiano e quella di Atimis che avete visto anche rivisto questa sera nelle sue fasi di gioco in questa quinta edizione. È arrivato il momento però del sorteggio, perché vogliamo capire chi sarà la prima ad affrontarsi, chi sarà la prima gara che si andrà a vedere la prossima settimana. Questo è il momento quindi del sorteggio e di capire gli accoppiamenti. Partiamo subito dalla prima sfera che vede in gara nella prima puntata la Proloco di Dignano. Dignano che, come vi dicevo, ha vinto sia la prima edizione ma anche quella del 2020. Ed ora andiamo a sorteggiare la seconda sfera per capire l'accoppiamento. Quindi Dignano sfiderà nella prima gara la Proloco di Maiano, quindi Dignano e Maiano. Naturalmente la seconda gara vedrà protagoniste le Proloco di Butrio, eccola qua, e di Atimis che ha vinto la quinta edizione. Vi faccio vedere anche questo bigliettino, eccolo qua, Atimis. Quindi la prossima settimana ritornano in gara Dignano e Maiano, il venerdì successivo Atimis Butrio. Queste le sfide e andremo a conoscere la Proloco campione di queste 5 edizioni di Lo Sapevo. Vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo la prossima settimana.